Con la novena dell'alba inizia la preparazione alla solennità di Nostra Signora di Montallegro. Ogni mattina santuario aperto dalle 3:30, le beatitudini saranno il tema conduttore, diretta TV su Telepace. Nonostante la mareggiata, Rapallo è pronta a rendere omaggio alla sua patrona e i sestieri in campo per i festeggiamenti. Non dimenticare le origini della devozione e l'invito dell'arciprete. Promossi e bocciati nella classifica dei comuni più ricicloni. Nel Tigullio è Leivi il più virtuoso con l'83,23%, 9 quelli che non superano la soglia del 65%, in sofferenza Rapallo e Zoagli. Open Day per l'asilo del giardino infantile di Cavi Borgo. La struttura ha da sempre punto di riferimento per le famiglie del quartiere Lavagnese. Nuove attività previste per il prossimo anno. I medici sono i servitori della vita dall'inizio alla fine. Papa Francesco ha ricevuto questa mattina la Federazione dei Medici Cattolici, proposto il modello di Gesù nell'ascolto e nell'accompagnamento degli ammalati. Nel memoriale delle vittime di Chernobyl una targa ricorda un sacerdote diocesano, Don Michele Costa, il primo ad accogliere i bambini del paese colpiti dal disastro nucleare. 6 appuntamenti di grande teatro a Chiavari per luglio e agosto. La proposta culturale del comune si arricchisce con la prima edizione del Dionisio Festival. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Tigullio oggi. In occasione delle feste mariane di inizio luglio, il vescovo Alberto Tanasini ha scritto un breve messaggio nel quale invita ad invocare la Vergine, venerata sotto il titolo di Nostra Signora dell'Orto e di Nostra Signora Regina di Montallegro, chiedendo di sostenere la vita della Chiesa diocesana nel desiderio di essere sempre secondo il cuore del Figlio, di sapere mettere in atto il proposito di testimoniare il Vangelo fedelmente, di adeguarsi alle esigenze che questo richiede. Monsignor Tanasini presiederà diverse celebrazioni tanto a Chiavari quanto a Rapallo e in questo modo intenderà anche festeggiare i suoi 50 anni di ordinazione sacerdotale. E così domani si entra nel vivo delle feste di luglio con la novena in preparazione alla solennità mariana di Nostra Signora di Montallegro, con la Santa Messa dell'alba alle 5 del mattino preceduta dalla recita del Rosario. Quest'anno il filo conduttore per le riflessioni saranno le beatitudini, declinate secondo l'esperienza di diversi servizi pastorali presenti nella nostra diocesi. Ogni mattina la Santa Messa sarà trasmessa in diretta TV su Telepace. Vediamo. Sarà il tema delle beatitudini a costituire il filo rosso che guiderà la riflessione nella novena in preparazione alla solennità di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo. Ogni giorno, a partire da domenica fino al 1° di luglio, la Santa Messa delle 5, che sarà trasmessa in diretta TV su Telepace, sarà presieduta da uno dei sacerdoti della diocesi e accompagnata anche da alcune persone provenienti da diversi ambiti pastorali. Per esempio Don Beppe Culoma è il responsabile dei Migrantes e quindi sarà presente con una delegazione di questi. Don Mario Cagna porta gli operatori sanitari e per esempio Don Federico Picchetto porterà su alcuni maturandi di Rapallo, persone che si stanno preparando all'esame di maturità. Don Franco Brioni, i volontari del carcere, e poi ci sono i volontari del santuario che celebreranno insieme al rettore che mi ha preceduto, Don Salvatore Orani, Don Antonio Baracchini con la parrocchia di Santa Vittoria di Libiola, poi Don Stefano Mazzini con il nostro seminario diocesano e poi l'ultimo giorno l'arciprete di Rapallo, Don Stefano Curotto, con tanti altri sacerdoti e l'invito a tutti i giovani della diocesi. La novena di Montallegro è un momento sempre molto atteso dalla gente di Rapallo, profondamente radicato nel cuore di chi vuol bene a Maria. Su questo colle, il 2 luglio del 1557, la Vergine apparve sulla roccia che oggi si trova al lato dell'altare del santuario e lasciò il quadretto, come segno di grande predilezione per Rapallo. Ogni giorno della novena il santuario apre attorno alle 3:15, 3:30 della notte, c'è un tempo per le confessioni e alle 4:20 la recita del Rosario. La Santa Messa ha inizio alle 5. Noi vediamo il quadretto sempre aperto, però la notte, la sera, quando si chiude il santuario, l'immagine di Maria viene velata, ecco, con uno scurolo che vela l'immagine, e la mattina, quando si apre il santuario, viene aperto allora, alle 5, prima di iniziare la Santa Messa, con un canto viene aperto l'immagine di Maria che viene contemplata e amata da tutte le persone che partecipano alla novena. Sono
8 beatitudini e 9 giorni, vuol dire che per 8 giorni, i primi 8 giorni seguiremo le beatitudini di San Matteo, l'ultimo giorno della novena, la beatitudine riguarderà Maria, beata te che hai creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora ricordiamo, a partire da domani mattina, la diretta TV della novena di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo su Telepace 1 al canale 15. E dunque la città di Rapallo è pronta a rendere omaggio anche quest'anno alla sua patrona, nonostante la corsa contro il tempo per ripristinare i gravi danni che la mareggiata di fine ottobre aveva causato. Tutto il programma dei festeggiamenti è confermato. A guidare la sparata del panegirico quest'anno sarà il sestiere di Seglio. Sono 3 giorni di festa dove si sente proprio il senso di comunità, di identità dei rapallesi. Ci vuole altro che una mareggiata, per quanto forte e violenta sia stata quella di fine ottobre, per fermare le feste di luglio a Rapallo e il sentimento di fede e devozione della città verso la Madonna di Montallegro, di cui sono una manifestazione. Sono ripartiti da qui i rapallesi, dal grande lavoro di ripristino delle strutture materiali del lungomare, ma anche dal sostegno all'interno della comunità cittadina, per arrivare all'appuntamento dei primi 3 giorni di luglio, pronti e più uniti che mai. Tra i sestieri corre un'emozione, corre un afflato e corre anche il desiderio di rivolgersi al santuario come punto di riferimento un po' in tutto l'arco dell'anno, ma specialmente in questi giorni, in questo periodo. E sicuramente riuscire a fare le feste di luglio vuol dire in qualche modo porre un punto fermo. Un invito, quello di andare alle origini della devozione della città di Rapallo a Maria, venerata sotto il titolo di Nostra Signora di Montallegro, richiamato dall'arciprete della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. In un contesto storico non facile per gli aspetti del lavoro, difficoltà accentuate sicuramente dalla mareggiata, le feste di luglio con il loro aspetto di manifestazione esteriore non possono prescindere dalle radici di fede nelle quali hanno origine e trovano significato. Persone che si stanno dando del loro tempo per organizzare le feste e anche per la comunità cristiana con dei momenti di riflessione, perché affinché la tradizione sia qualcosa di vivo e di attuale, per cui la fede interpelli la nostra coscienza, rinnovi le nostre speranze in questo tempo qui oggi, ecco. Quest'anno tocca al sestiere Seglio guidare i festeggiamenti con la sparata del panegirico che, nonostante le difficoltà, si svolgerà regolarmente sul lungomare il 2 luglio. Siamo riusciti, nonostante tutto, e con la collaborazione del Comune, dell'amministrazione, a arrivare, anche se all'ultimo momento, perché ci sono ancora dei tratti accidentati sulla passeggiata, a poter realizzare un panegirico degno della città di Rapallo. Ci auguriamo che sia così. La funivia Rapallo-Montallegro sarà in funzione a partire dalle 4:30 del mattino venerdì 29, sabato 30 giugno e domenica 1 luglio. Lunedì 1 luglio, martedì 2 luglio, mercoledì 3 luglio verrà effettuato servizio serale dalle 19:30 alla mezzanotte. La sera del 3 luglio, grazie a Regione Liguria, saranno a disposizione treni speciali per raggiungere Rapallo ed assistere alla serata conclusiva delle feste di luglio. Lunedì 1 luglio, in occasione dell'inizio dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Montallegro, il piccolo coro San Girolamo Emiliani lancerà un nuovo singolo dal titolo La più bella cosa al mondo. Il brano di Riccardo Lasero è stato scelto attraverso il concorso Una canzone per noi, indetto nel maggio scorso, e viene pubblicato nel 5° anniversario di attività del coro. Lunedì, memoria della Natività di San Giovanni Battista. Nella parrocchia di San Ruffino a Leivi la Santa Messa del mattino sarà celebrata alle 10:30. Nel pomeriggio alle 18:30 il canto del Vespro, la processione, l'omelia di Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi di Chiavari. Seguirà la benedizione eucaristica. Al termine delle funzioni religiose ci sarà la possibilità di condividere la cena. La comunità parrocchiale di San Giovanni Battista a Chiavari si appresta a celebrare la festa del titolare. Domani alle 18:30 la messa, alle 20 la cena di fraternità sul piazzale di San Giovanni. Le offerte raccolte saranno destinate al centro sociale. Lunedì, solennità della Natività di San Giovanni Battista, alle 10 la Santa Messa sarà celebrata dal sacerdote novello Don Alessandro Cavallo. Alle 18:30 la Santa Messa presieduta da Monsignor Mario Rollando. Solenni festeggiamenti per San Giovanni Battista anche a Cicagna. Lunedì la festa patronale con la messa alle 10:30 presieduta da Monsignor Alberto Tanasini. Al termine la benedizione e l'inaugurazione della casa parrocchiale restaurata.
giornata. La sera alle 20:30 la messa vespertina e la processione. Lunedì il vescovo sarà in serata nella comunità parrocchiale di Romaggi a San Colombano Certenoli per la Santa Messa delle ore 21, nel corso della quale saranno ricordati i benefattori che hanno consentito il restauro della chiesa. Nel 2018 aumenta la raccolta differenziata in Liguria, raggiungendo la soglia del 49,67% rispetto al 48% del 2017. Salgono a 110 i comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata rispetto ai 100 del 2017. Tra questi sono 26 i comuni che superano l'80% di differenziata. Nel Tigullio spicca su tutti Levi. È Levi con l'83,23% l'ente del Tigullio a guidare la classifica dei comuni liguri più virtuosi in materia di raccolta differenziata. Sul secondo gradino del podio Moconesi con l'80,24%, terze quasi a pari merito Santa Margherita Ligure col 78,92% e Carasco 78,18%. La classifica relativa all'anno 2018, stilata dalla Regione Liguria, riserva però anche alcune maglie nere, quelle delle amministrazioni che non solo non rispettano l'obbligo di legge del 65%, per il Levante in realtà sono 9 i comuni la cui percentuale di raccolta differenziata si attesta al di sotto di questa soglia. Tra queste le peggiori sono Zoagli, ferma al 27,89%, Castiglione Chiavarese al 32,36%, Santo Stefano d'Aveto e Rezzoaglio di poco superiori al 36%. In quint'ultima posizione, ma secondo comune più popoloso del Tigullio, c'è Rapallo, fermo al 46,81%, mentre devono migliorare la loro performance i comuni di Moneglia, di poco sotto al 54%, Neirone e Coreglia Ligure, rispettivamente al 53,48%, 62,40% e 63,74%. Se per quanto riguarda Rapallo, il comune del Tigullio occidentale attende con ansia i dati del 2019 con l'ingresso operativo del nuovo gestore dell'appalto. Continua invece la striscia positiva di quei comuni che grazie ai nuovi appalti hanno da subito raggiunto percentuali significative, come Sestri Levante, stabile sopra il 75%, e molti comuni delle valli interne, tutti chi più chi meno sopra il 65%, ovvero le amministrazioni di Lorsica, Orero, Favale di Malvaro, San Colombano Certenoli, Borzonasca, Mezzanico, Casarza Ligure, Cicagna e Lumarzo. A chiudere il quadro dei dati positivi, anche se di poco sopra la sufficienza, Lavagna al 71,24%, Chiavari al 69,40%, Portofino al 67,35% e Cogorno al 66,54%. Due uomini, un 54enne di Aprilia e un francese di 35 anni residente a Carrara, pregiudicato, sono stati arrestati dai carabinieri a Moneglia. Le accuse nei loro confronti sono diverse: resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono alla scorsa notte. In evidente stato di ebbrezza i due stavano discutendo animatamente con il titolare e alcuni dipendenti di un ristorante di Moneglia quando sono intervenuti i militari dell'Arma. Alla loro vista si sono scagliati contro l'auto di servizio, danneggiando le portiere, e contro uno dei carabinieri che hanno ferito. Perquisito, il 54enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Sempre a Moneglia, la pattuglia dei carabinieri ha denunciato un 42enne pregiudicato per possesso di grimaldelli e strumenti da scasso. L'uomo, fermato in prossimità della stazione ferroviaria, è stato trovato in possesso di utensili atti allo scasso senza un giustificato motivo, attrezzi che sono stati sequestrati. Martedì prossimo alle 15:30 verrà eseguito il getto della prima fondazione del nuovo viadotto sul Polcevera. Saranno presenti il ministro Danilo Toninelli, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il presidente di Per Genova Alberto Maestrini e l'amministratore delegato Nicola Meistro. Alle 14:30 è fissato il ritrovo alla stazione di Genova Principe. Da qui il servizio bus navetta condurrà al cantiere, dove si potrà assistere a questo passaggio significativo nella ricostruzione del viadotto. Intervento dei Vigili del Fuoco di Genova Est per un incendio divampato in un box del centro in via Dall'Orto. I fatti risalgono a ieri sera. Sul posto una squadra dei vigili e il carro autoprotettori per la riserva di aria respirabile. Sono in corso ancora di accertamento le cause per cui il materiale all'interno del box abbia preso fuoco.
Oggi c'è stato l'Open Day per l'asilo Giardino d'Infanzia di Caviborgo. La struttura, realtà paritaria da anni al servizio del territorio del comune di Lavagna in sinergia con la parrocchia, ha aperto le sue porte per far conoscere la propria offerta formativa e gli spazi nei quali ad oggi sono accolti 18 bambini. Le maestre per tutto il pomeriggio hanno accolto i genitori che a settembre vorranno iscrivere qui i loro figli. Si vede il mare e si sente il rumore delle onde dalla finestra dell'asilo Giardino Infantile di Caviborgo a Lavagna. La luce del sole riempie e scalda gli ampi spazi dove ad oggi sono custoditi e accolti 19 bambini che insieme alle maestre quest'anno hanno compiuto passi importanti nel loro cammino di crescita. Il filo conduttore sui quali si è lavorato è stata la storia del Piccolo Principe. Cosa molto caratteristica del nostro asilo è che il primo giorno invitiamo anche i genitori, quindi un laboratorio con i genitori che è partito dipingendo una maglietta del Piccolo Principe e racconto della storia del Piccolo Principe. Poi durante l'anno abbiamo appunto preso il libro e concentrandoci su alcune parti abbiamo sviluppato alcuni argomenti come i pianeti, come appunto il prendersi cura di una rosa. Infatti abbiamo piantato la nostra rosa nel nostro giardino con i bimbi. Una struttura che fino a qualche anno fa era gestita dalle suore e che ora è in mano ad una fondazione che ha sempre mantenuto lo stretto contatto con la comunità del borgo e la sua parrocchia. A disposizione, oltre al giardino esterno, ci sono una palestra, il refettorio, l'aula per le attività e una stanza per la nanna. Delle 3 maestre, una è madrelingua che parla e interagisce con i più piccoli in lingua inglese. Io seguo quello che fanno le altre 2 maestre e riprendiamo gli stessi argomenti in inglese e poi naturalmente cantiamo e giochiamo in inglese, giochiamo a carte, facciamo tutte le solite canzoncine che si fanno anche in kindergarten in Inghilterra. Si porta avanti anche un discorso di continuità con quella che sarà poi la scuola elementare. Esatto, i bambini dell'ultimo anno, quindi i bambini di 5 anni, affrontano questo percorso di continuità, quindi un percorso di avvicinamento alla scrittura, avvicinamento ai numeri e alla lettura, con diversi materiali, con materiali Montessori e quindi durante l'anno la continuità inizia a marzo, vengono portati i bambini alla scuola Vera Vassalle e si inizia un progetto di continuità che si conclude con una festa finale alle scuole Riboli. Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza la Federazione Internazionale delle Associazioni di Medici Cattolici, rappresentati da un gruppo di circa 500 persone. Ricevendo i medici nella Sala Regia in Vaticano, Francesco ha proposto loro il modello di Gesù medico e il suo modo di avvicinarsi al malato per risanarlo integralmente nel corpo e nello spirito. La cura delle persone ammalate è apparsa fin da subito come una delle dimensioni costitutive della missione di Cristo, sia perché fin dall'inizio le prime comunità cristiane lo hanno presentato come medico, sottolineandone l'attenzione e la compassione verso i sofferenti, sia perché la sua vicinanza alle persone ammalate o disabili spezzava il giudizio che allora condannava il malato come peccatore. Lo ha ricordato il Papa incontrando questa mattina la Federazione Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici. Per Gesù, ha spiegato ancora Francesco, curare significava entrare in contatto con la persona, dialogare, dare inizio ad un cammino di sollievo, di consolazione, di riconciliazione e guarigione. Quando una certa cura viene data con amore sincero per l'altro, si allarga l'orizzonte della persona che viene curata, perché l'essere umano è uno, è unità di spirito, anima e corpo. E questo si vede bene nel ministero di Gesù. Egli non guarisce mai una parte, ma tutta la persona, integralmente, a volte partendo dal corpo, a volte dal cuore, cioè perdonando i suoi peccati, ma sempre per risanare il tutto. Il Papa ha quindi invitato a mettersi alla scuola di Cristo, curare con delicatezza e rispetto della dignità e dell'integrità delle persone, ascoltare con attenzione e dare speranza. Dobbiamo anche ricordarci che curare vuol dire rispettare il dono della vita dall'inizio fino alla fine. Non siamo noi i proprietari, la vita ci viene affidata e i medici ne sono i servitori.
La vostra missione è nello stesso tempo una testimonianza di umanità, un modo privilegiato di far vedere e di far sentire che Dio, nostro Padre, si prende cura di ogni singola persona senza distinzione. Ad un medico cattolico occorrono dunque, ha concluso il Papa, competenza, pazienza, forza spirituale e solidarietà fraterna, professionalità, capacità di collaborazione e rigore etico. Infine, l'invito ad invocare dallo Spirito il dono del discernimento per affrontare le situazioni delicate e complesse, dire le parole giuste nel modo giusto e il silenzio giusto nel momento giusto. Nel memoriale delle vittime dell'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl c'è una targa che ricorda un sacerdote italiano della diocesi di Chiavari, Don Michele Costa. L'effigie è stata scoperta in occasione della commemorazione annuale che si svolge nella località ucraina. Il legame tra Italia e Ucraina, scaturito da uno dei disastri nucleari più importanti della storia recente, è diventato ancora più forte. Durante la commemorazione delle vittime dell'esplosione di uno dei 4 reattori in funzione alla centrale nucleare di Chernobyl, il 26 aprile scorso, è stata scoperta una targa che ricorda un sacerdote diocesano, Don Michele Costa. Avete ricordato Don Michele Costa? Про священника Дона Мікеле Коста. È stato il primo organizzatore dei viaggi dei vostri bambini in Italia. Fu proprio nelle settimane immediatamente successive all'esplosione che Don Michele, con un gruppo di volontari, si recò personalmente nel paese dilaniato da questo evento, a 100 km da Kiev. L'attenzione fu rivolta in particolar modo ai più piccoli, i bambini, vittime inconsapevoli di quanto stava accadendo loro. Cercando di alleviare le conseguenze della radioattività, Don Michele avviò quella che ormai è una pratica consolidata: offrire ad un gruppo di bambini e ragazzi un periodo di soggiorno al mare accolti in famiglie del Tigullio, un progetto con una duplice valenza sociale e sanitaria. Tra le lapidi del mausoleo che commemora le vittime di Chernobyl, una ricorda il sacerdote italiano della diocesi di Chiavari, primo organizzatore della riabilitazione dei bambini ucraini colpiti dalla catastrofe nucleare, con gratitudine da parte delle vittime di Chernobyl nella regione di Poltava. La cerimonia si è svolta nei giorni in cui la comunità ucraina celebrava la Pasqua. A rappresentare quel primo gruppo di famiglie accoglienti 3 coppie del territorio, tra cui Bruno Canepa, attuale presidente dell'associazione Baia delle Favole, che ancora oggi promuove questa iniziativa. Con la nostra organizzazione noi continuiamo questa attività con i vostri bambini. Dobbiamo dire grazie alle famiglie italiane che continuano a dare la loro disponibilità all'accoglienza. Domani in Piazza della Libertà a San Salvatore sarà inaugurato un distributore di latte crudo e di prodotti agricoli. L'iniziativa nasce da una giovane appassionata di agricoltura, Sylvie Garibaldi, intenzionata ad animare questo momento di festa con la presenza di tutti i soggetti direttamente interessati. Sylvie scenderà in piazza Cogorno con le sue mucche. Il distributore dell'azienda agricola La Marpea è già operativo. In occasione della cerimonia inaugurale si potrà gustare il gelato prodotto con latte fresco. L'appuntamento dunque domani mattina alle 10. A Chiavari prende il via quest'estate un nuovo evento culturale dedicato al teatro. Si chiama Dionisio Festival e comprende 6 serate di grande teatro sul lungomare in piazza Gagliardo. Il primo appuntamento il 4 luglio con lo spettacolo di Gabriele Lavia dedicato a Leopardi. Il Dionisio Festival non sarà solo una rassegna, ma un vero e proprio festival, in cui saranno consegnati 2 premi agli interpreti che hanno contribuito di più a promuovere la cultura in Italia e all'estero. Tra i protagonisti Gabriele Lavia, Paolo Rossi, Michele Placido, Massimo Carretta, Monica Guerritore e Alessandro Preziosi. Investire in cultura è fondamentale. Investire in cultura attraverso il teatro è ancora più importante e più accattivante. In questi anni ho visto come la gente, la popolazione e gli ospiti richiedessero questi momenti di condivisione e di crescita culturale, intellettuale, vera e propria. E quindi era necessario dare una sferzata di novità, ma alzando il livello. La Kermesse è stata organizzata dall'Assessorato alla Cultura di Chiavari, con la direzione artistica di Davide Paganini.
L'idea è quella di realizzare un progetto triennale che valorizzi la cultura nel Tigullio attraverso diverse forme artistiche. Questo è quello che noi stiamo preparando, ma questo è solo l'inizio, perché si prospettano altri anni, si prospetta di fare un contenitore culturale sempre più importante, sempre più grosso, sempre grazie al Comune di Chiavari. Grazie al Comune, un grazie sicuramente a una persona molto intelligente, molto preparata e molto sensibile, che è l'assessore alla cultura di Chiavari, Silvia Stani, che ha permesso questo festival, grazie a lei se noi siamo qua, se questo festival è nato, se questo progetto che era nella mia mente è diventato arte. Grazie a voi, grazie al Comune. Ora vediamo invece che cosa c'è in programma per la giornata di domani e per quella di lunedì. Appuntamenti in agenda per domenica 23 giugno. Festa dello Sport a Moneglia, giornata dedicata ad esibizioni sportive e prove aperte al pubblico, dalle 9:30 alle 20 in centro. Tempo di transumanza a Prato sopra la Croce di Borzonasca, nel Parco dell'Abeto, alle 10:30 la partenza della Mandria. Riapre il Museo del Bosco nei pressi del Lago delle Lame del comune di Rezzoaglio. Sarà visitabile tutti i weekend estivi, dalle 10 alle 17. Dalle 10 alle 12 apre le visite il Museo Diocesano di Arte Sacra, sito a Chiavari in piazza Nostra Signora dell'Orto. È possibile organizzare visite guidate, previa prenotazione. Festa del mare a Riva Trigoso di Sestri Levante, nella spiaggia di Borgo Ponente. Alle 10:30 corso di sfilettatura del pesce, povero e mercatino con prodotti legati al mare e alla musica. Rassegna di arte e artigianato artistico a Cicagna, in concomitanza con le festività patronali di San Giovanni Battista, dalle 15 alle 23 in via Umberto I e piazza Garibaldi. Appuntamento musicale a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure. Dalle 17 il Noi Trio, pianoforte, violino e violoncello, eseguirà brani di Boulanger, Chaminade e Wieck Schumann. Ultima giornata del Virgola Critical Beer a Sestri Levante. All'ex convento dell'Annunziata, serata di degustazioni di cibo e birra artigianale. Passiamo adesso a lunedì 24 giugno. La sezione di Lavagna della Croce Verde Chiavarese organizza corsi di primo soccorso gratuiti e aperti alla cittadinanza. Dalle 20:30 alle 22 nella biblioteca di Lavagna il dottor Daniele Ventura parlerà di emergenze neurologiche e manovre per la disostruzione delle vie aeree. Ai nastri di partenza la 60ª edizione del Palio Marinaro del Tigullio. Oggi pomeriggio al chiosco della musica di Rapallo si è svolta la cerimonia di inaugurazione. Rapallo è stata scelta dagli organizzatori quale città simbolo dopo la mareggiata di fine ottobre. Dopo la pesata dei gozzi si è svolta la presentazione degli equipaggi e la loro benedizione. Ai nastri di partenza nella categoria gozzi in legno 5 equipaggi: Chiavari, Rapallo, Sestri Levante, Lavagna e San Michele di Pagana. Domani la prima prova in mare sempre a Rapallo con l'inizio gara alle 15. La finale dei gozzi in legno è prevista fra le 18 e le 18:30 circa. Al termine la premiazione. La cerimonia di inaugurazione e la prima gara saranno proposte martedì 25 giugno alle 20:50 su Telepace 2 al canale 85 e domenica 30 giugno alle 20:40 su Telepace 3 al canale 115. Intanto vediamo la benedizione dei gozzi in legno e degli equipaggi che parteciperanno alla 60ª edizione del Palio Marinaro del Tigullio. Con questa notizia terminiamo questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo che la nostra informazione ritorna lunedì mattina alle 7:30 con il primo appuntamento con il nostro notiziario e la rassegna stampa. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti.